Buonasera a tutti, ben ritornate e ben ritornati a Cambio Gioco, l'ultima serata della seconda edizione della settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico, un festival organizzato da ULSEI Euganea in collaborazione con Alter Evo Società Benefit e IM Servizi. Sono moltissimi gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa, li ringraziamo tutti, insieme ai molti altri partner e media partner che hanno promosso la divulgazione del festival. Ci troviamo come sempre all'interno della prestigiosa e accogliente Sala della Carità, stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'ULSEI Euganea. In questa settimana abbiamo parlato di prevenzione, di promozione della salute, grazie alla presenza di numerose personalità di livello nazionale e internazionale, esperti non solo di benessere psicologico di dipendenze, ma anche di educazione, di gestione del denaro, di rapporto con le nuove tecnologie, di neuroscienze, di filosofia e questa sera anche di matematica. Avete certamente potuto seguire le nostre dirette, ma vi ricordo che tutte le registrazioni degli incontri che si sono tenuti in questa settimana sono a vostra disposizione sul sito www.cambioGiocoUL6.it, dove trovate anche le videoregistrazioni dell'edizione dell'anno passato. Ringraziamo tutte le moltissime persone che in questa settimana hanno condiviso le nostre dirette sui propri canali social e le molte persone che ci hanno seguito da remoto da tutta Italia e che hanno interagito con noi commentando le dirette e anche porgendo delle domande ai nostri esperti. Qui con noi come ospite in sala questa sera abbiamo la dottoressa Cristina Marogna, professore associato in psicologia dinamica dell'Università degli Studi di Padova, psicologa, psicanalista, IPA e SPI, che al termine dell'incontro ci aiuterà a fare una riflessione e potrà eventualmente porre una prima domanda al nostro esperto di questa sera. Benvenuta dottoressa, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere qui. Salutiamo anche il numeroso pubblico presente in sala questa sera e passo la parola per un saluto istituzionale al dottor Vito Sava, direttore del Dipartimento Dipendenze Facente Funzione, direttore dell'unità operativa complessa Alta e Bassa Padovana, ULSEI Euganea. Grazie dottore per essere con noi, a lei la parola. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie al pubblico presente, grazie al pubblico collegato online. Bene, siamo arrivati al traguardo, ringrazio anche il nostro illustre ospite, la professoressa Marogna. Siamo arrivati al traguardo, ma credo che siamo alla fine di questa settimana, ma all'inizio di un percorso che cominciamo poi nella nostra esperienza lavorativa e nei nostri servizi. Credo che sia doveroso questa sera ringraziare le persone che hanno collaborato nella realizzazione di questa settimana, l'agenzia che ci ha permesso di realizzarlo, le persone che direttamente hanno collaborato, la dottoressa Camporese, la dottoressa Battocchio, e poi mi pare sarà stata una circostanza particolare la presenza anche di direttori di altri servizi SERD del Veneto, di altri servizi della salute mentale del Veneto che sono qui presenti. Vedo la dottoressa Pavani e anche il dottor Gatto della USL Una delle Dolomiti. Mi pare questa che sia un auspicio perché pian pianino i nostri servizi cominciano a integrarsi e a lavorare insieme. Ultima ma non ultima la dottoressa Zavan che a breve inizierà la sua attività nel CERT di Padova. Ecco, questo è un po' l'auspicio per un avvio dell'attività e del continuo della nostra attività che abbiamo intrapreso in questa settimana. Grazie e buon lavoro e buona serata. Grazie mille, dottor Sava. Allora entriamo nel merito dell'incontro di questa sera che si intitola Il gioco dell'intelletto tra logica e fortuna. Abbiamo con noi per trattare questo tema Pier Giorgio Odifreddi, matematico e divulgatore, non ha bisogno di ulteriori presentazioni, quindi vi chiedo di accoglierlo con un applauso. Grazie per aver accettato il nostro invito. È sempre bene essere spontanei. Prima di lasciare la parola
al nostro relatore di questa sera. Ricordo alle persone che ci seguono da casa che possono commentare non solo sui canali social la diretta, ma anche tramite il messaggio WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione, che è 370-318-6802. Vi auguro buon incontro. La parola al professor Di Freddi. Bene, dunque anzitutto grazie dell'invito e di avermi portato in questa meravigliosa sala. Sono un po' preoccupato perché sono attorniato di fronte all'atto, eccetera, da psicologi, psicanalisti, psichiatri, cioè non è la compagnia mia solita, no? Diciamo così. Però amici che sono psicologi, qualcuno è venuto, no? Anche Galimberti, Crepè non l'avete invitato? Prossima volta vi do il numero in seguito. No? La psicanalisi diciamo che non è il mio forte, no? Io sono un lettore di Nabokov e quindi voi sapete che Nabokov quando scrisse quel suo libro Lolita, poi naturalmente gli volarono tutti addosso, no? Perché l'idea è che se uno racconta quelle storie, no? Poi ce l'aveva dentro la testa, no? Quindi il malato è lui, no? E così, e gli psicanalisti di tutto il mondo si coalizzarono contro di lui, no? E lui era molto seccato, no? Quindi cominciò a chiamarli con tutti gli epiteti possibili, no? Gli stregoni viennesi, no? L'oniromanzia, no? Eccetera. E poi diede questa meravigliosa definizione della psicanalisi che io diffondo sempre, no? Così, che disse la psicanalisi è una cura che consiste nello spalmarsi miti greci sulle parti intime, no? Che mi sembra una cosa abbastanza, no? Abbastanza divertente. Ma naturalmente io non sono un esperto di queste cose, non credo che mi abbiate chiamato per quel motivo. Io sono un matematico e non sono un giocatore, quindi non vengo a raccontarvi le mie esperienze, sarebbe stato più interessante ovviamente, sicuramente, no? Bensì quello che i matematici dicono o pensano sul gioco. Ma prima, per non far subito brutta figura, no? come esponente della categoria, parto invece da un ingegnere, no? che è ancora peggio che un matematico. Un ingegnere famoso, che però è diventato famoso non per essere stato ingegnere, bensì per essere stato scrittore. Ce ne sono parecchi, no? Naturalmente. Per esempio Carlo Emilio Gadda, come voi saprete, no? Era anche lui un ingegnere, no? Grande scrittore italiano, ma questo era un ingegnere russo che tutti conoscete naturalmente, che si chiama Dostoevskij. E Dostoevskij, quello sì che era un bel soggetto per tutte le vostre discipline che incominciano con la P, no? Perché oltre a essere uno scrittore, era, come disse poi Tolstoi, Dostoevskij è malato, no? E le sue opere, disse Tolstoi, sono malate come lui. Questo è interessante perché noi oggi, quando guardiamo Dostoevskij, non lo consideriamo affatto uno scrittore malato, anzi, perlomeno fino a 2 anni fa, no? Veniva considerato uno dei padri dell'esistenzialismo europeo, no? E così via. E non ci accorgiamo invece che effettivamente lui, come background, aveva due grosse malattie, di tipo completamente diverso, perché uno era l'epilessia, che è una malattia ovviamente di un altro genere, un'epilessia che lui ebbe per la prima volta. Il primo attacco di epilessia lo ebbe quando un contadino della tenuta di famiglia ammazzò suo padre. E quel giorno, lo racconta poi in seguito, che ebbe il primo attacco, però era un attacco che era isolato in realtà, per tanti anni, credo per un decennio, forse 2 decenni, non gli successe più. E gli successe la seconda volta e poi di lì in realtà poi se la porta dietro per molti anni, credo per tutta la vita. Gli successe quando, voi sapete che, per chi non lo sa, lo dico brevemente, la storia di Dostoevskij è estremamente interessante, perché lui da giovane, benché, come ho detto, avesse studiato ingegneria, no? Quindi si era messo sulla giusta strada, no? E poi però prese la strada sbagliata, cominciò subito a scrivere romanzi e da giovanissimo, era poco più che 20enne, scrisse un bellissimo romanzo che quasi nessuno legge oggi, da noi naturalmente, in
Russia lo si continua a leggere, che si chiamava Povera gente. Ed era un romanzo realista, un po' alla maniera del Verga nostrano, no? Così. C'erano solo due personaggi che vivevano su un pianerottolo, un uomo e una donna, no? Due proprio poveracci, no? che vivevano in condizioni estremamente disagiate e che però si facevano dei piccoli regali, dei piccoli pensieri, no? E così via. Un romanzo molto toccante. E i critici dell'epoca disse: è nato un nuovo Gogol, abbiamo finalmente, no? Un grande scrittore, così. Lui ne scrisse ancora 2 o 3 di questi romanzi iniziali che oggi poi noi abbiamo quasi dimenticato in Occidente, e poi successe che suo fratello, che era un rivoluzionario, a un certo punto lo attirò in qualcuna di queste riunioni della Russia ancora zarista, naturalmente, dove ce n'erano di queste cellule antizariste a Iosa, e alla fine furono arrestati, compreso Dostoevskij, Fyodor Dostoevskij, e furono arrestati, processati, e lui e altri vennero condannati a morte. E lo zar doveva avere, credo, insomma questo poi lo sentiremo, magari sarà interessante, no? Psicanalizzare lo zar stesso, no? Perché doveva avere degli strani gusti, no? Perché lo condannò a morte e poi lo graziò. Però la notizia della grazia gliela diede proprio all'ultimo momento, cioè inscenarono un'esecuzione, portarono i condannati di fronte al plotone di esecuzione, o meglio di fronte al palo, dove sarebbero appunto poi stati legati e fucilati, gli misero il cappello sulla testa, quei cappelli a cono che si usavano una volta. È rimasta non una fotografia, perché era prima dei tempi della fotografia, oggi ci sarebbero tutti i video, no? Così, no? Ma un disegno che qualcuno ha fatto sul momento. Ci sono questi condannati schierati, legati, no? Cioè ci fu un rullo dei tamburi, no? Alzate, no? Puntate, e poi invece del fuoco ci fu quello che lesse, disse lo zar vi ha graziato, no? E naturalmente credo che uno impazzì quel giorno, no? e non si riprese più. E Dostoevskij invece ebbe il secondo attacco di epilessia della sua vita, e da quel momento soffrì di questa malattia. E voi sapete che poi finì, lo graziò, ma non nel senso che gli disse torna a casa, no? Pentiti, no? E non farlo mai più, bensì lo mandò al confino, in realtà nei campi di lavoro, quello che Solzhenitsyn in seguito avrebbe poi chiamato il Gulag, a vita. Poi lui non ci stette a vita, in realtà ci stette, tra virgolette, solo 10 anni, però certo la compagnia che frequentava non era delle migliori, perché c'erano non soltanto scrittori dissidenti, no? Ma c'erano ovviamente in maggior parte prostitute e assassini, che poi divennero i protagonisti dei suoi romanzi successivi. I romanzi che noi conosciamo da Delitto e Castigo in avanti, in realtà sono la storia delle esperienze che lui aveva fatto appunto in quei 10 anni. Ma ad un certo punto ci fu un'amnistia, un indulto, e lui fu liberato e ritornò in Russia, diciamo così, nella Russia occidentale. E subito dopo venne in Europa, nel 1862. Capitò in Europa nel momento peggiore che si poteva, perché era l'anno della prima Expo. Qualcuno di voi avrà visto quelle successive, no? Una di queste fatta a Milano, no? Ormai credo che siano biennali, ma la prima che si fece appunto nel 1862 a Londra, e ci andarono tutti. Deve essere stata una cosa meravigliosa, ci andava Dickens per esempio, Charles Darwin, no? E così via. C'era pure Dostoevskij, che però era un perfetto sconosciuto, no? E lui rimase traumatizzato, questo è molto interessante, rimase traumatizzato da cosa? Dall'Occidente. Perché disse, ma ovviamente veniva da un'esperienza di 10 anni di campi di lavoro e da uno Stato appunto che era ancora lo Stato zarista, dove c'erano ancora i servi della gleba, no? E così via. Arrivò qua in Occidente e disse, ma questo è un popolo perduto, no? Un popolo che è tutto dedito, no? A cose che non sono quelle profonde dell'anima, eccetera. Scrisse un bel libro che credo appunto nessuno legga, che si chiama Note invernali di impressioni
riflessioni estive, perché lui il viaggio lo fece d'estate e il libro lo scrisse d'inverno, in cui dice peste corna dell'Occidente. Io l'ho letto, confesso perché non l'avevo letto prima, come molti di noi mi ero concentrato sulle storie poliziesche, no, che racconta lui in seguito, l'ho letto dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Ed è molto interessante, perché noi pensiamo appunto, no, che dice no, vi ricordate quando la Bicocca subito dopo l'inizio della guerra disse non si deve più fare una conferenza su Dostoevskij, e molti dissero è una cosa vergognosa, no, perché la cultura invece deve andare avanti, e purtroppo se uno legge Dostoevskij si accorge che i russi pensano esattamente come Putin e come Dostoevskij nello stesso modo. Kissinger se ne era già accorto molti anni fa, quando era vivo ovviamente, no? Ma è morto da poco ed è vissuto molto a lungo, come sapete è vissuto praticamente un secolo, è morto centenario, e Kissinger qualche anno fa, dopo già l'invasione della Crimea, aveva detto bisogna stare molto attenti perché noi quando guardiamo a Putin pensiamo a Hitler, no? E invece dice dovremmo pensare a Dostoevskij, questo per dire, no, come a volte le prospettive sono diverse. Ma perché dico tutto questo? Perché questa è la prima malattia, no? L'epilessia che lui aveva, che ovviamente in qualche modo poi condizionò anche le sue opere, perché se avete letto L'Idiota, ad un certo punto lui racconta di questa sua esperienza della falsa esecuzione. C'è una discussione in famiglia, no, quando si parla durante un party e qualcuno dice chissà come sarebbe l'esperienza di qualcuno che sa che deve morire tra 5 minuti. E uno dei commensali dice io lo so perché c'è uno che era stato condannato a morte, e ci sono 2 pagine che quando uno poi sa che le scrive uno che in realtà l'ha veramente vissuta quell'esperienza, no, fanno venire ovviamente la pelle d'oca. Ma c'è una seconda malattia che invece è quello che interessa a noi, no, questa sera, perché la seconda malattia che Dostoevskij aveva era la ludopatia. Lui venne appunto nel 62, fu scandalizzato dall'Occidente, poi però ci ritornò nel 63 e finì in Germania, a Baden-Baden, credo, in quei posti dove c'erano i casinò di una volta, no? E incominciò un periodo di qualche anno della sua vita in cui lui continuò a perdere al gioco fortune praticamente, le fortune di famiglia, con grande disperazione ovviamente prima della sua fidanzata che si era portata dietro, una studentessa che si chiamava, come si chiamava, Apollinaria Suslova, no? Poi la Paolina del romanzo che lui scrisse, e questo romanzo molti di voi ovviamente se fate queste cose, no, sul gioco l'avrete letto e meditato, che si chiama Il giocatore, e il racconto ovviamente è un romanzo, no, è messo sotto forma di romanzo, ma è il racconto della sua malattia, della sua propria malattia. Tra l'altro è il racconto che gli ha cambiato la vita, perché poiché lui aveva perso capitali, appunto come ho detto, nel giro di 2 o 3 anni e doveva in qualche modo rifarsi e pagare i debiti ai debitori, o meglio ai creditori, no? Era lui il debitore, e a un certo punto aveva fatto un contratto capestro con un editore e gli aveva detto che gli avrebbe dato un certo numero di libri a una scadenza molto ravvicinata, e ad un certo punto si trovò con l'acqua alla gola perché la scadenza era tra un mese e se non avesse consegnato un romanzo nel giro di un mese avrebbe praticamente concesso i diritti a vita probabilmente di tutto quello che avrebbe scritto poi in seguito a questo editore per 4 soldi. E allora affittò letteralmente, no, una stenografa, chiese in giro, no, se c'era qualcuno che poteva stenografare, e gli mandarono questa signora, Anna Grigorievna, che era una ragazza, cioè giovane, no, credo 25-26 anni. Lui la provò per un giorno, vide che funzionava e le dettò nel giro di meno di un mese il romanzo che si chiama Il giocatore. E lei avrebbe dovuto stare attenta perché insomma, no, uno che in un mese ti racconta una storia di questo genere probabilmente sa di che cosa parla, no? E quindi non è soltanto sentito dire. E lei poi nelle sue memorie, tra l'altro, che sono molto interessanti, Mio marito Dostoevskij, no? Si intitola, racconta, no? Degli anni in cui
Naturalmente devo dire com'è finita la storia, no? Cioè nel giro di un mese scrissero il romanzo, lui lo dettò e lei lo trascrisse e poi quindi si liberò da questi debiti, i due si sposarono nel giro di un paio di mesi e poi partirono per un lungo viaggio, un viaggio di nozze che durò in realtà 4 anni, non perché fossero così innamorati, tutti voi sognereste, no, di fare questo, però ricordatevi che si era fatto 10 anni di gulag prima, no? Quindi non so se poi alla fine, no, il dare e avere, no, viene parificato. Ma purtroppo in questi 4 anni, alcuni dei quali passati tra l'altro in Italia, a Firenze, se siete stati a Palazzo Strozzi a Firenze c'è ancora la targa dove c'è scritto Dostoevskij in questa casa, di fronte a Palazzo Strozzi, non nel palazzo stesso, e dice Dostoevskij scrisse qui l'ultima parte dell'Idiota. No? Quindi cercava di scrivere questi romanzi mentre era all'estero perché in Russia non poteva ancora tornare, non aveva ancora sistemato le sue cose. Ora, la cosa interessante per un matematico e anche per un ingegnere, no, è che nel romanzo, a parte il racconto che è estremamente interessante perché racconta effettivamente che cosa significa essere preda di questa malattia, no? Del fatto di voler giocare, nel caso suo appunto al casinò, alla roulette. È una malattia vera e propria, cioè lui non è che voleva farla, no? Anzi sapeva benissimo che andava a mettersi nei guai, sapeva che avrebbe perso tutto, tornava a casa, piangeva di fronte alla moglie, diceva non lo farò mai più, eccetera. Adesso però dobbiamo ripagare i debiti, ma vado domani, gioco ancora gli ultimi soldi che ho e mi rifaccio, eccetera. E qual era il motivo per cui, il motivo razionale, perché poi essendo uno che aveva fatto studi di ingegneria, no, aveva anche questo aspetto di razionalità, per quale motivo lui pensava di potersi rifare? Si basava su quello che è un procedimento effettivamente perfettamente corretto, se non fosse che poi le conclusioni sono abbastanza sfavorevoli. Cioè lui diceva, per esempio, se uno gioca a rosso e nero, no? O a testa e croce, no? Diciamo così, dove ci sono equiprobabilità di vincita o di perdita, che cosa si può fare? Beh, semplicemente io gioco per esempio appunto sul rosso, no? Se esce benissimo, no? Guadagno il doppio di quello che ho puntato e sono contento. Se però, come probabilmente succede, il 50%, no, di probabilità lo perdo, beh, io ripunto di nuovo sul rosso, no, mi fisso, no, su questo colore, per esempio, e però questa volta devo puntare il doppio, no, perché ovviamente mi devo rifare anche della perdita precedente, no, e quindi ogni volta, no, basta semplicemente che io continui a puntare sempre sullo stesso colore e prima o poi questo colore esce, no, perché l'equiprobabilità fa sì che alla lunga, no, naturalmente esce e ogni volta naturalmente devo puntare il doppio, no, e quindi prima o poi mi rifaccio. Se punto un po' più del doppio ovviamente mi rifaccio e ci guadagno anche, no? E dov'è il problema? Questo anzitutto è un metodo perfettamente corretto, no? Si chiama la martingala in matematica e lui come ingegnere lo conosceva. Ci sono 2 problemi naturalmente, no? Che è vero che prima o poi quel colore esce. Il problema è quando potrebbe uscire, no, tra 10 come si chiama, tiri, no, della pallina, no? Potrebbe uscire tra 100, potrebbe uscire tra 1 milione, no? E quindi il tempo che uno deve destinare, diciamo così, a questa impresa è un tempo che è potenzialmente infinito e ogni volta poiché uno continua a raddoppiare questo capitale, no? Anche il capitale che uno deve avere a disposizione per non finirlo, no? E non finire in bolletta, deve essere un capitale infinito. Quindi è una strategia perfettamente corretta, però in un mondo ideale in cui appunto uno può giocare all'infinito e ha a disposizione un capitale infinito che prima o poi gli permette di rifarsi. E naturalmente Dostoevskij non aveva né uno né l'altro, no? Il tempo era finito, poi soprattutto è ovvio, no? Che prima o poi i soldi che uno ha in tasca finiscono e quindi lui ritornava a casa, no? Di nuovo piangente, no? E così via. E naturalmente Freud, no? fu uno dei primi a studiare il caso di Dostoevskij, non tanto il caso del giocatore, ma comunque in quell'articolo famoso, quel lavoro famoso che scrisse su Dostoevskij e il parricidio. Il parricidio naturalmente è riferito in parte
al trauma che Dostoevskij aveva ricevuto appunto vedendo il proprio padre morire per mano di un contadino, ma poi soprattutto ai fratelli Karamazov, che come voi tutti sapete è basato su questi 4 fratelli che danno il nome al romanzo, uno dei quali uccide il proprio padre, e il romanzo è il racconto poliziesco di chi è stato, tra l'altro ben congegnato, perché tutti e 4 potevano avere naturalmente ciascuno le proprie motivazioni psicologiche, fisiologiche, eccetera, economiche per farlo, no? E quindi è un romanzo, tra l'altro non so se voi l'avete letto, no? Un romanzo molto lungo, ovviamente, e ponderoso, ma è solo l'introduzione al vero romanzo, perché Dostoevskij, se voi leggete le sue lettere, i suoi diari, a un certo punto ebbe quest'idea che voleva raccontare appunto una storia e disse: però prima di cominciare a raccontare la storia devo raccontare gli antefatti. E il primo volume di questa storia che lui voleva raccontare sono i fratelli Karamazov. Poi lui morì, quindi ci sono soltanto gli antefatti, no? La vera storia non l'abbiamo mai conosciuta, benché sono rimaste più o meno degli schizzi, no? Si sa più o meno cosa sarebbe successo a Lyosha, che è questo santo quasi un'impersonificazione di Gesù Cristo, così, no? In realtà poi avrebbe perso la fede, sarebbe diventato un rivoluzionario, no? E così via, no? Insomma, però quello non è mai stato scritto. Ora, questo è l'approccio dell'ingegnere, di uno che ha una teoria che gli dice che può effettivamente giocare alla roulette, prima o poi vincerà, no? E la applica in maniera sconsiderata e perde spesso tutto quello che ha. Tra l'altro, come voi sapete meglio di me, naturalmente, io ho detto subito che non ho mai giocato, no? Proprio per evitare, no, di cadere dentro queste cose, non che sapessi che sarei caduto, però avevo dei motivi per crederlo, perché nel caso del cioccolato, per esempio, no? O dei dolci, e sono esattamente in quel caso lì, no? Cioè io quando mi trovo dei dolci davanti, no? Boom, boom, no? Cerco di mangiarli, e quando mi regalano ad esempio delle scatole di cioccolatini, ecco, quella è una malattia che non è la ludopatia, ma come si potrebbe chiamare, la dolcipatia, no? Mi regalano una scatola di cioccolatini e io dico la porto a casa, no? La porto a mia moglie impacchettata, non la voglio nemmeno aprire, eccetera. Poi però dopo un po' che è lì, no? Uno dice vabbè, uno lo potrò mangiare, no? Cioè, quindi allora slego, no, il fiocchetto, apro la scatola e prendo uno, poi però uno naturalmente crea una discontinuità, no? Un disequilibrio, quindi dico ne mangio una fila, no? Una fila è più equilibrata, eccetera. E poi vado avanti, no? Spesso dico, insomma, metà della scatola può essere così, e spesso la scatola finisco, no? E quindi so che in un casinò, per esempio, farei una brutta fine. Per fortuna non ho quell'attitudine, diciamo così, ho la voglia di giocare. Però noi matematici, qui adesso parlo invece in astratto, no? E in generale, noi matematici siamo molto interessati ai giochi. Non tanto i giochi che forse voi avete in mente o quelli che voi conoscete perché li giocano le persone che vi stanno vicine o alle quali siete interessate. Per i matematici i giochi sono, in senso molto esteso, tutte quelle situazioni in cui ci sono, diciamo, si può immaginarle come delle persone, appunto, no? Delle persone, dei giocatori che spesso sono soltanto due, no? Sono i giochi a 2 persone, ma ovviamente poi le cose si generalizzano, possono essere più persone o addirittura coalizioni, no? Di persone, ma si può cominciare a pensare a una situazione in cui ci sono soltanto 2 persone, 2 contendenti, diciamo così, che si oppongono o si contrappongono, e ciascuno dei quali ha degli obiettivi, sa quali sono i propri obiettivi, sa quali sono gli obiettivi dell'altra persona, sa quali sono le mosse, diciamo così, che può giocare nel senso generalizzato, nel senso di dire quali sono i comportamenti che può tenere, no? Sia lui che l'altro, e si trova da matematico, no? A dire quale sarebbe il comportamento razionale di fronte a una situazione di questo genere. Poi farò degli esempi ovviamente, perché in astratto è un po' difficile capirci, no? Però per indicare qual è il framework, diciamo, di questa teoria, che non a caso si chiama teoria dei giochi. Agli inizi era nata, a dire il vero, proprio per studiare i giochi classici,
cioè le carte per esempio, gli scacchi, la dama, il Go, se conoscete questo gioco giapponese, no? E tanti altri, il tris, tutti qualunque i variegati giochi che si possono giocare. E l'interesse del matematico è di sapere se, perché ovviamente lo si vuole studiare da un punto di vista tecnico, no? Se c'è quella che si può chiamare una strategia vincente. C'è un modo per uno che si mette in queste situazioni di dire: se io seguo questa strategia vinco di sicuro, no? Questo dipende non soltanto dai giocatori, perché uno potrebbe dire: beh, dipende se tu sei sufficientemente intelligente o sufficientemente bravo, hai già giocato abbastanza a quel particolare gioco, no? E quindi tu sei in grado di vincere. No, non è questo. È il fatto di chiedersi se di fronte a un gioco che ha certe regole, no? E poi appunto ne facciamo degli esempi, quel gioco ammette delle strategie vincenti, cioè se uno non le conosce sono fatti suoi, però le strategie ci sono, no? E chi ce l'ha? Ce l'ha il primo che gioca, ce l'ha il secondo, oppure ce l'hanno tutte e due per arrivare alla parità, no? E così via. E questa teoria dei giochi iniziò, è una teoria molto giovane, perlomeno per i tempi a cui siamo abituati noi in matematica, che sono tempi, non dico biblici, no, perché non è la parola che preferisco, ma comunque no, tempi millenari, no, perché i teoremi matematici hanno cominciato a essere dimostrati, credo, circa 3000 anni fa, più o meno, no? Che non è poco, perché se pensate la scrittura è di 5.000 anni fa, 5.500 anni fa, che vuol dire che poco dopo che la scrittura è stata inventata già si facevano teoremi matematici. Anzi, ma questa è una parentesi che non c'entra niente, quindi potrei anche non dirla, però se uno vuole fare la parentesi, no? Poi la dice, no? In realtà ci sono dei buoni motivi per credere che la scrittura sia nata come linguaggio matematico, perché la scrittura è qualcosa di estremamente innaturale, cioè fare dei segni astratti che individuano o indicano poi delle cose concrete e poi in seguito addirittura delle idee astratte esse stesse, no? È una cosa non immediata, no? Non sappiamo quanti animali abbiano un pensiero cosiddetto simbolico, no? Gli uomini ce l'hanno, no? Ma da dove gli arriva questo? E ci sono motivi, per esempio, di credere che più o meno sia nato ovviamente nella mezzaluna fertile, no? A Susa, non la città del Piemonte naturalmente, no? Ma la città del Medio Oriente, dove ci sono queste stratigrafie che risalgono appunto a 5.000 circa 500 anni fa, no? Cioè quindi 3.500 anni prima dell'inizio della nostra era, no? In cui si cominciano a vedere delle cose di ceramica, delle specie di palle di ceramica, rotonde, no? Appunto come sono di solito le palle, perché dunque agli inizi, no, l'aritmetica, il contare, no, ovviamente quello lo si è fatto molto probabilmente con le dita, no, cercando, oppure con i sassolini, no, da cui poi deriva il nome calcolo, no, che voleva dire appunto sassolino. No? E pensate però, immaginatevi una situazione in cui c'è per esempio un pastore, o meglio un allevatore che ha un gregge di pecore, per esempio, sta in un paese vicino a Susa, no? e vuole vendere le sue pecore. Ovviamente l'allevatore le alleva, no? Però manda qualcun altro con il suo gregge di pecore. Ci sono magari 25 pecore che vanno, no? E devono arrivare al mercato dall'altra parte, dove poi c'è colui che le prende e le venderà al mercato. Come fa quello che riceve le pecore a sapere che sono esattamente tante quanto sono state mandate? Già all'epoca c'erano problemi, no, che infliggono, che sono inflitti all'umanità ancora oggi, no, da certa gente. No? E allora qualcuno pensò per esempio di avere quest'idea, no, di dire: io ti do un sacchettino con dentro lo stesso numero di sassolini che corrisponde al gregge, no? E tu gli dai il sassolino, no? Gli dai il sacchettino a quello a cui dai anche le pecore, lui conta, no? E sa che c'è lo stesso numero di pecore di quanto ci sono sassolini. Il problema è che tu mi dai il sacchetto, ma io posso togliere, o anche aggiungere, ma sarei poco furbo a farlo, no? Potrei togliere i sassolini e mi frego qualche pecora. E allora questi
Eleamiti, che sono questa popolazione misconosciuta appunto di 5.500 anni fa, si inventarono questo gioco molto interessante, no? Che dice: ma io ti frego, perché invece di darti un sacchettino no, di pelle no, legato con un cordino, ti faccio una palla di ceramica, no, in cui ci metto dentro il numero di sassolini giusto, no, ma poi la cuocio, no? E poi te la do, no? E tu gliela devi dare intatta però, no? E lui la rompe quando tu arrivi, no? Come un uovo di Pasqua, no? Così, e dentro c'è un numero di sassolini che deve corrispondere al gregge che ti ho dato, no? Queste cose si chiamavano bolle di accompagnamento, no? Un'espressione che oggi uno non sa bene da dove arrivi, no? Perché dice un foglio che è una bolla di accompagnamento, ma deriva da questo fatto che erano proprio bolle, no? Cioè nel senso di palle di accompagnamento. Poi però, poiché questo è un processo complicato, no? Io devo fare la palla, no? Poi la devo cuocere, no? Ed è un peccato romperla, no? Perché poi la usi una volta sola, a qualcuno venne in mente di dire: ma scusa, io ci metto dentro, metti 20 sassolini, no? Però faccio dei segni fuori, no? Che corrispondono ai sassolini dentro, quindi faccio magari il disegnino di una pecora e poi ci metto per esempio 20 trattini, no? Che corrispondono. Allora se io mi fido, no? Cioè, arrivo con le pecore e dico: ok, so che tu sei una persona così, non la rompo, no? Mi fido di quello che c'è scritto sopra, che in effetti corrisponde, no, a quello che mi hai dato. Poi però in questa stratigrafia ad un certo punto le bolle si sgonfiano, no? Come spesso succede nei mercati azionari, no? Come mai si sono sgonfiate queste bolle? Perché qualcuno ha cominciato a capire: ma scusate, se io metto i segni sopra, cioè non c'è più bisogno di mettere i sassolini dentro, no? Bastano quelli a indicare il fatto, no? C'è il disegno della pecora, ci sono tanti trattini o dei simboletti così, no? E poi si vedono queste bolle che diventano delle tavolette. Piano piano su queste tavolette si incidono, in questa stratigrafia è quasi come leggere la storia, no? della scrittura. Si vedono tutti questi segni, si cominciano a vedere anche delle tavolette in cui per esempio ci sono dei buchi dentro che corrispondono, per esempio si pensa a moltiplicare per 10, un simbolo indica un certo numero e poi un simbolo con un buco dentro, no? Indica la potenza di 10, no? E così via. E poi in seguito si cominciano a vedere degli ideogrammi, delle figure sempre più complicate, finché si arriva poi a una scrittura ideografica, no? È per questo che dicevo, questa è la parentesi che adesso chiudono e torniamo alla teoria dei giochi, no? Che c'è motivo di pensare che prima della scrittura, non solo alfabetica ovviamente, anche ideogrammatica, ci fosse un sistema di notazione di tipo aritmetico che serviva appunto per fare i conti. Ma chiuso questo, no? Allora, dunque, la teoria dei giochi appunto nacque verso gli inizi del Novecento e il primo risultato che fu dimostrato in questa teoria dei giochi è un risultato interessante, anche se adesso che lo dico lo devo dire un paio di volte per far capire che cosa significa. Perché per esempio prendete un gioco finito, cioè come quelli che ho citato prima, la dama, gli scacchi, no? Che prima o poi arrivano a una fine, no? Perché quando tutti i pezzi per esempio nella dama sono stati mangiati, no? Oppure agli scacchi si arriva in situazioni appunto in cui sì, magari si possono ripetere sempre le stesse mosse, però ci sono regole, no? Nel gioco degli scacchi, dice dopo un certo numero di ripetizioni basta, la cosa è finita. I giochi possono avere 3 possibili tipi di soluzione, diciamo. Cioè, ci può essere il primo giocatore, il bianco, diciamo così, che vince, oppure il secondo giocatore, il nero, che vince, oppure i 2 giocatori possono pareggiare, no? Questa è una situazione ovvia, no? In quasi tutti i giochi che si giocano. Uno dei 2 vince oppure c'è una situazione di parità. Ma questo signor Borel, che tra l'altro non era soltanto un matematico teorico, perché poi divenne ministro della difesa del governo francese, no? Quindi subito queste cose vedete come hanno applicazioni a cose molto concrete, no? In particolare alla teoria della guerra, no? Perché sono questioni in cui ci si contrappone, no? E a volte sono eserciti che si contrappongono. Lui dimostrò questo teorema, che nei giochi finiti o il primo giocatore ha una strategia vincente, o il secondo giocatore ha una strategia vincente, oppure c'è una strategia che se tutti e 2 i giocatori seguono questa strategia come si deve, finiscono in patta, che è diverso da quello che ho detto prima. I giochi, in ogni gioco o uno vince, o l'altro vince, o i 2 pareggiano.
Ma qui la cosa è diversa, perché qui si dice che in questi tipi di giochi, per esempio gli scacchi o la dama, o c'è una strategia che il primo segue e vince in ogni caso, comunque l'altro risponda, perché lui sa a seconda delle mosse che l'altro fa come rispondergli, no, e arrivare a vincere. Oppure ce l'ha il secondo giocatore, la strategia, questo è più raro di immaginarlo, perché quando uno gioca a scacchi, per esempio, lo sa che giocare coi bianchi è un vantaggio, no? Quindi si immagina che se c'è una strategia per un giocatore, probabilmente è il primo, no? Che muove, che ha questo vantaggio. Oppure c'è una strategia che tutti e due conoscono e tutti e due possono seguire e finiscono in patta. Questo fa sì che quei giochi lì dal punto di vista matematico siano poco interessanti, no? Eccetto per il fatto che si sa che quella è la situazione, ma non si sa chi è che ha effettivamente la strategia. Per esempio nel caso della dama, solo recentemente, una decina di anni fa, si è scoperto, poi alla fine si è dimostrato, spesso con l'aiuto del computer, perché bisogna analizzare un numero enorme di possibili situazioni. La dama ovviamente è un gioco finito, no? Le possibilità sono un numero finito, però parecchie, no? Nel caso degli scacchi, per esempio, le partite sono 10 alla 120, le possibili partite, però se voi pensate che 10 all'80 sono le particelle dell'universo, allora 10 alla 120 partite vuol dire, no, che sono parecchie, no? Quindi è vero, sono finite, no? Però per noi umani, no, è come se fossero infinite. Comunque nel caso della dama si sa che la situazione è proprio quella della parità. C'è una strategia che se tutti e due i giocatori seguono possono sempre pareggiare. Certo che se uno conosce queste strategie il gioco diventa poco interessante, no? Cioè, è come Tris, no? Non so se voi conoscete questo Tris che ha una scacchiera di 3x3, no? Si tratta di mettere delle croci o dei cerchietti, no? E lì si sa che il primo può vincere, no? Se sa quello che deve fare, no? Mettere il suo primo simbolo nel centro, no? In modo da controllare il centro della scacchiera, eccetera. E allora quando uno gioca a Tris e però conosce la strategia, beh, certo che non c'è più gusto a giocare, no? E allora bisognerebbe farlo, no? Senza pensarci, però noi matematici forse siamo un po' pervertiti, no? E facciamo queste cose. Ora, questo tipo di giochi, considerare i giochi come situazioni semplicemente di competizione o di confronto anche, che non deve essere necessariamente bellicoso, sono sempre stati usati, o perlomeno nei tempi recenti. Per esempio, molti di voi avranno giocato, soprattutto i maschietti, quando si giocavano ancora i giochi per maschietti, adesso non è più possibile, no? Ma una volta si giocava ai soldatini, no? Forse adesso si gioca ai soldatini con le bambole, però, no? Di modo che si fa la guerra con le bambole, siamo tutti contenti, no? Per tutti e due i sessi, eccetera. Beh, giocare con i soldatini è una cosa che i soldati, no? I militari, hanno sempre fatto in una maniera estremamente sofisticata. I prussiani, ad esempio, avevano un gioco che si chiamava Kriegspiel, che era una specie di materia obbligatoria per coloro che facevano carriera militare. Era un gioco molto complicato in cui bisognava disporre i propri soldati divisi naturalmente in vari battaglioni, eccetera, no? Ed era un addestramento alla guerra praticamente. La guerra si imparava, erano potremmo chiamarle così, simulazioni di guerra. Un gioco appunto che era stato, anche gli scacchi sono quello, perché se uno guarda la storia degli scacchi o guarda la scacchiera semplicemente, si accorge che anche quelle sono simulazioni di guerra. Ci sono dei cavalli per esempio, ci sono gli alfieri, ci sono i pedoni che sono i fanti naturalmente così, no? C'è un re e una regina ovviamente che corrispondono. Ricordo che una volta ho incontrato l'ex campione del mondo di scacchi Spassky, vi ricordate, no? Quello che giocò quelle famose partite con Fischer 50 anni fa, no? E parlando così, no? A un certo punto si parlava di politica, lui era immigrato, era un russo emigrato a Parigi e mi disse, sai, io sono monarchico. E gli ho detto, ma a me sembrava una cosa strana, no? Essere monarchico, è vero che in Russia c'era lo zar, no? Forse disse zarista, no? E lui mi dice, beh, sa, lei deve capire, ho passato una vita a difendere il re, no? Cioè, essendo giocatore di scacchi, no? Ovviamente, no? Quindi era abbastanza naturale, no? Che dovesse fare il monarchico, no? E appunto, no? Dicevo, i militari, no? Giocano questi giochi e alcuni di questi giochi, come gli scacchi, non sono altro che astrazioni di quello che una volta erano simulazioni di guerra.
Tra l'altro gli scacchi, come molti di voi sapranno, derivano dall'India ed erano molto più complicati. Per esempio a metà della scacchiera c'era una specie di fiume che bisognava passare in una maniera più complicata, no? Adesso è scomparsa, la scacchiera è semplicemente, no? 8x8, no? E quindi uno si può chiedere perché si giocano questi giochi. Beh, oggi i giocatori di scacchi li giocano perché si divertono a fare quello, no? Naturalmente, o la dama, no? E così via. Però i giochi spesso nascono perché sono un tentativo di immaginare quello che potrebbe succedere in situazioni che ci interessano e cercare di prevenirle. Cioè, se uno si trova per la prima volta in una certa situazione, è molto probabile che non si comporti nella maniera giusta, che non segua la strategia giusta, no? E come si fa? Beh, certo, uno impara per errori, no? Tentativi ed errori, però invece di fare gli errori sul campo, no? Magari pagando di tasca propria, è bene invece farlo prima, no? Cioè quindi simulare le possibili situazioni. È anche il motivo per cui si pensa per esempio che si gioca, per dire, alla lotta, no? Quando i ragazzi, no? Giocano tra loro. Addirittura Bateson scrisse, mi ricordo, un saggio sul gioco molti anni fa, in cui lui diceva che ad esempio i gatti o i cani, ma soprattutto parlava dei gatti in quel caso, dice, dimostrano di avere lo stesso atteggiamento anche loro quando i gattini, ad esempio, che si azzannano a vicenda. Però voi sapete che quando i gatti azzannano o anche graffiano non possono fare molto male, no? E però non si fanno male, stanno giocando. E allora Bateson diceva, ecco, si comincia ad avere un pensiero di livello superiore quando si comincia a dire, guarda che io sto facendo una cosa, ma la sto facendo per finta, sto giocando, no? E dire che sto giocando vuol dire tu non ti devi arrabbiare, io fingo di morderti, fingo di azzannarti, però tu non mi devi rispondere, no? Come se fosse un azzanno vero, no? O un attacco vero. I giochi di guerra erano quello, appunto, cercare di mettersi nelle situazioni che in cui ci si potrebbe trovare in guerra, no? e cercare di risolvere. Però quello era ancora un modo un po' poco sofisticato, no? Giocare con i soldatini. C'è qualcuno che lo fa, Per esempio Alessandro Barbero, che voi conoscerete, no? Il storico, no? che racconta la storia in queste maniere molto accattivanti, no? Mi diceva una volta, dice, io la battaglia di Austerlitz l'ho vinta e l'ho persa 50 volte, no? E gli dicevo, ma scusi, in che senso? No? Dice, perché ci sono ormai in rete, evidentemente, no? Non so dove giochi, no? Delle simulazioni in cui uno può decidere il numero di soldati che ha, la disposizione che può scegliere, no? Eccetera. Quindi rifare le grandi battaglie della storia. Io credo che, tra l'altro, se uno studiasse la storia in questo modo, cioè invece di fargli studiare, no, le date, i nomi dei generali, le battaglie, eccetera, ma facendogli rigiocare le battaglie, facendogli vedere, vedete cosa ha fatto Napoleone qui, no? Cosa ha fatto lo zar, no? Dall'altra parte, no? Sarebbe estremamente interessante. Ora, poiché il tempo passa, ma questo lo sapevo naturalmente anche senza guardare l'orologio, volevo farvi qualche esempio di quello che succede nella teoria dei giochi, 3-4 esempi di cose molto comprensibili, senza farvi calcoli, no? Ovviamente, per farvi capire che cosa succede in questa teoria dei giochi, che oggi è diventata una cosa fondamentale sia per gli stati, perché per esempio il Presidente degli Stati Uniti, ma credo già da decenni ormai, lui almeno una cinquantina d'anni, ha un team di esperti di teoria dei giochi che ogni volta che c'è una situazione di conflitto internazionale gli portano delle soluzioni, gli dicono guardi questa è la situazione, noi siamo qui, questi sono i nostri obiettivi, no? Queste sono le cose che possiamo fare, no? Sappiamo che gli altri invece hanno questi obiettivi perché abbiamo le spie di là, oppure li conosciamo, sappiamo quali sono le loro cose, no? E qual è la situazione, qual è il comportamento razionale che dovremmo tenere? O meglio, prima ancora, ci si chiede, c'è un comportamento razionale in una situazione del genere? Oppure è bene non mettersi in certe situazioni perché finisce male, perché non è possibile comportarsi in maniera razionale? Queste sono le domande che ci si fa nella teoria dei giochi. Anzitutto c'è una nozione che si chiama equilibrio di Nash.
Forse il nome di Nash l'avete sentito nominare perché è diventato famoso per altri motivi, no? Cioè, più legati appunto, no? Alla vostra specialità che non a quella della matematica. È stato il protagonista del film, o meglio la sua vita è stata raccontata nel film Beautiful Mind, no? E lui fu il primo insieme ad altri due a prendere un premio Nobel per l'economia per la teoria dei giochi. E fu lui a inventare appunto questa nozione che adesso vi dico di equilibrio di Nash. E nel tempo, questo erano credo il 94, quindi sono passati 30 anni, in questi 30 anni almeno una dozzina di premi Nobel dell'economia sono stati dati a teorici dei giochi, questo per far capire quanto la cosa sta diventando importante, no? Non solo la nozione di gioco, ma anche la teoria matematica del gioco stesso e le sue applicazioni. L'equilibrio di Nash è una cosa interessante perché anzitutto ammette e capisce quella che spesso l'esperienza ci dice che è l'evidenza, cioè che magari ci incontriamo due persone, no? Ciascuno di noi ha i propri obiettivi, però è impossibile che tutti e due raggiungano i propri obiettivi, no? Cioè spesso il meglio non si può ottenere, no? Se fosse così nel mondo sarebbe bello, ma non è così, no? E allora, visto che di solito il meglio non si può ottenere, l'equilibrio di Nash è cercare di evitare il peggio, no? Cioè che è un po' il contrario, no? Quello che diceva Calvino appunto in Una notte d'inverno un viaggiatore, a un certo punto dice quello, no? Lui lo disse quasi in maniera inconscia, credo, no? Non sapeva di queste teorie sicuramente perché all'epoca quando lui era vivo non erano ancora note, no? E disse appunto una cosa di questo genere, no? Il meglio di solito non si può ottenere e il meglio che si può fare è evitare il peggio. E quindi gli equilibri di Nash sono quelle situazioni in cui due contendenti, diciamo, sono in una certa situazione, fanno quello che devono fare, quello che scelgono di fare, e una volta che si sono comportati in un certo modo, sanno anche quello che è stato il comportamento dell'avversario e dicono: guarda, se io avessi saputo prima che lui si sarebbe comportato in questo modo, io comunque avrei fatto quello che ho fatto, no? Cioè non mi pento, no? Lui avrebbe potuto comportarsi in tanti modi, ma si è comportato in quello, ma se io avessi saputo prima che si comportava così, mi sarei comportato lo stesso nel modo in cui mi sono comportato. Se tutti e due hanno questa percezione del loro comportamento, quello è un equilibrio di Nash, cioè hanno evitato il peggio, dice vabbè ok, perlomeno non potevo cambiare la situazione con un cambiamento unilaterale, diciamo, di comportamento. E la cosa interessante è che la teoria dei giochi ci ha insegnato che quello che sono stati gli insegnamenti dell'etica per millenni praticamente, sono stati insegnamenti molto ingenui. In genere i pensatori che ci danno consigli etici, da Gesù nei Vangeli, Confucio negli Analecta, Kant con l'imperativo categorico, credono che ci sia un tipo di comportamento che va sempre bene. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, no? Comportati come se il tuo comportamento fosse preso come modello, no, da tutti nella loro vita. E questa invece la teoria dei giochi ci ha fatto vedere che chiaramente non è così. Non è che c'è una massima che poi una volta che uno la adotta, poi dopo può usarla sempre e ha trovato la via giusta. Tra l'altro attenzione, perché ne ho citate due appunto che sono le due più famose, quella occidentale, diciamo, evangelica, e quella orientale, confuciana, che sono due modi di comportarsi completamente diversi. Forse a prima vista non si sente con l'orecchio perché sembrano due massime simili, no? Uno dice vabbè, voglio dire la stessa cosa, ma nei Vangeli Gesù dice fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questo è molto pericoloso, perché pensate a un masochista che faccia così, no? Dice io sono masochista, no? E quindi no, voglio che mi si faccia del male, allora ti faccio del male a te, no? Questo è molto seccante, no? Ed è una massima aggressiva questa, nonostante il Vangelo venga in genere considerato come l'esatto contrario, no? Invece la massima confuciana, no? Che è quella negativa, è appunto una massima di contenimento, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E adesso vi faccio qualche esempio, 2 o 3 esempi, no? per vedere come queste cose succedono. Tra l'altro
Queste cose oggi sono state codificate dai matematici in questa teoria, no? Quindi sistematizzate anche. Però spesso gli esempi che si prendono sono esempi che sono stati fatti nel corso della storia, dei millenni addirittura, dalla Bibbia stessa a tanti libri educativi. No? Per esempio il primo esempio che vi faccio è quello che si chiama la corsa al cervo, no? la caccia al cervo, che è tratto da uno dei libri di Rousseau. Rousseau che dice, sta cercando di convincerci, no, del contratto sociale, no? Come dobbiamo collaborare uno con gli altri, no, eccetera. E la situazione si semplifica quando ci sono soltanto due persone, no? E vogliono andare a cacciare un cervo. Perché in due? Perché ovviamente il cervo è complicato, no? È grande, no? Da solo è difficile cacciarlo, no? Bisogna mettersi appostati, no? In due posti diversi, cercare di chiuderlo, no? Così, no? Quindi bisogna andare in due. E lui racconta, si va in due a cacciare il cervo, siamo tutti e due d'accordo. Ad un certo punto uno di questi due vede passare una lepre, per esempio, e dice: che faccio? E dice: siamo qui appostati, lui è là, io sono qua. Certo è meglio, no, se aspetto che passi il cervo, no, perché il cervo è grande, no, così, però è difficile anche da prendere. La lepre sono quasi sicuro che la prendo. La prendo, poi però è piccola, poi non la posso dividere, no? Eccetera. Cosa devo fare? Devo collaborare con l'altro, cioè rimanere in postazione e dire: ok, lepre, prossima volta, adesso sono concentrato qui, oppure non collaborare e lasciare che l'altro magari creda che io sono anche lì appostato, no? Quindi lui rimane appostato e io invece corro dietro alla lepre e poi me la vado a cucinare, no? E a mangiare. E la teoria dei giochi ha analizzato questa situazione ed è interessante, no? Perché ci sono due equilibri di Nash in questo caso. Che sono, dunque, anzitutto notate che questo gioco è un gioco simmetrico, no? Perché i giochi possono anche essere asimmetrici, poi magari vi faccio l'esempio di uno che lo è, molto famoso, no? Ma i giochi simmetrici in cui ciascuno ha esattamente gli stessi obiettivi, no? Le stesse possibilità di comportamento, eccetera, naturalmente gli equilibri di Nash, cioè i comportamenti razionali, devono essere cose che tutti e due devono seguire allo stesso tempo, perché se il gioco è simmetrico anche il comportamento che è razionale deve esserlo. No? E ci sono due comportamenti che i due possono tenere e sono tutti e due se la battono, no? Perché magari passano due lepri, no? E uno dice: vabbè, io corro dietro alla lepre, no? E l'altro dice: io corro dietro alla lepre. Tutti e due credono di aver fregato l'altro, no? E in realtà no, hanno fatto tutte e due le cose, no? Hanno fatto agli altri ciò che non avrebbero voluto che fosse fatto a sé, no? Oppure invece tutti e due, e questo è un equilibrio di Nash, no? E l'altro invece è quell'altro, no? In cui tutti e due invece aspettano, vedono passare la lepre e dicono: ok, no, io rimango qui, no? Perché? Perché faccio all'altro, cioè collaboro, quello che vorrei che lui facesse a me. Vedete che nello stesso gioco, no? Ci sono tutte e due le possibilità, quella confuciana e quella evangelica, però sono tutte e due razionali. E soltanto che in quel gioco lì, che è un gioco non particolarmente violento, diciamo così, c'è una scelta di razionalità. La scelta in cui tutte e due scappano e diciamo così, si sceglie il rischio minore, no? Perlomeno sono sicuro di prendere la lepre, però ho anche il vantaggio minore perché non prendo il cervo, no? Quindi preferisco rischiare meno e rosicare meno, no? E l'altro invece è l'esatto contrario, invece. Magari tutti e due hanno aspettative maggiori e dicono: beh, no, certo, potrei guadagnarmi la lepre, però magari no, preferisco... È un po' l'uovo oggi o la gallina domani, no? Nel primo caso si sceglie l'uovo, in quel caso la lepre, no? E nel secondo caso invece si sceglie la gallina domani. Però questa è una situazione interessante perché fa vedere che in certe situazioni, in certi giochi di competizione, diciamo, ci possono essere due tipi diversi di comportamento, razionali tutti e due, e sta all'attitudine, diciamo così, alla valutazione del rischio o del vantaggio di ciascuno di sceglierne uno invece che l'altro. C'è un secondo gioco invece che è molto interessante perché è un gioco che molti di voi avranno visto, c'è un famoso film degli anni 50 con James Dean che si chiama Ribelli senza causa, da noi in inglese era intitolato così, da noi è stato intitolato Gioventù bruciata.
E questi ragazzacci, no, che poi in confronto a quello che poi si è visto in seguito, insomma, però comunque giocavano questo gioco molto pericoloso, ve lo ricorderete, che si trattava di prendere delle auto vecchie, no, e di andare con due auto vecchie, erano in due che giocavano questo gioco pericoloso, no, di correre verso un burrone, e l'idea era di saltare giù, o frenare, no? Oppure saltare giù all'ultimo momento. Vince chi è che è più, diciamo, macio, no? E frena per ultimo, no? Così. E questo è tra l'altro il gioco della corsa agli armamenti. È stato Bertrand Russell negli anni 60, durante la crisi di Cuba, no? Che disse attenzione perché la Russia e gli Stati Uniti stanno giocando con le armi nucleari un gioco che è l'analogo di questo qua. Si corre verso il burrone, no? E l'idea è io voglio essere il secondo a fermarmi, no? Non voglio essere il primo, perché in quel caso, no, faccio vedere che sono un coniglio, no? Invece che una lepre in questo caso, no? E la cosa interessante è che qui praticamente ci sono due equilibri, no? E i due equilibri sono quelli ovvi, no? Uno di questi si ferma perché ha paura, no? E l'altro va un po' più avanti, no? E tutti e due si fermano prima come si chiama? Del burrone, no? Però non sono equilibri di Nash, no? Perché uno si ferma, ma l'altro invece, quello che si ferma, non avrebbe voluto fermarsi, perché in quel modo dimostra di essere un codardo, no? Concede la vittoria all'altro, no? E l'altro equilibrio è il contrario, no? È l'altro che si ferma, no? E così via. Quindi ci sono due equilibri, ma nessun equilibrio di Nash, non c'è nessun comportamento razionale in quel gioco lì. E questo è un grande insegnamento, perché si è capito che effettivamente a volte ci sono dei giochi che se uno si mette a giocarli, no, e possono portare semplicemente alla disfatta. E tutti i giochi legati alla guerra in genere sono proprio giochi di questo genere, e il problema della teoria dei giochi è che ti dice appunto che non li puoi risolvere semplicemente scegliendo la strategia giusta, ma l'unico modo di risolverli è cambiare gioco. Per esempio quello che ha fatto Papa Francesco l'altro giorno, no? Che a un certo punto esce e scandalizza tutti, no? Dicendo basta, no? Dobbiamo a un certo punto decidere, smettere di giocare questo gioco della guerra, alzare bandiera bianca. Infatti lo scandalo è proprio quello. Dice, ma noi stiamo giocando questo gioco, no? Io magari sto facendo una partita a scacchi con un altro, arriva uno e mi dice no, vieni di qua, no, che andiamo a giocare a dama, ma scusami, sto giocando questo gioco, no? È molto difficile cambiare gioco, eppure la teoria dei giochi ci dice appunto questo, che questo è un gioco, la guerra in generale o gli armamenti, nel caso particolare atomici, no? È un gioco che sarebbe meglio non giocare. Ci fu quel famoso film, l'avrete visto, War Games, in cui alla fine c'è quel computer che simula anche lì poi l'attacco nucleare praticamente, e alla fine il computer va in tilt, no? Perché capisce in maniera empirica che il gioco non si può giocare, e appunto dice strano gioco, dice l'unico modo di vincere è non giocare. Cioè non bisogna mettersi in quelle situazioni, bisogna evitarlo prima che il gioco cominci, perché quando comincia poi diventa troppo tardi. Un altro caso invece molto interessante anche, che oggi si chiama il dilemma del prigioniero, ve lo dico in una maniera un po' diversa da quella originale in cui, che ha dato il nome a questo gioco, non c'entrano i prigionieri in questo caso, ma è una situazione che spesso si presenta nella vita. Per esempio vi ricordate che una volta c'erano questi comportamenti in cui si comprava per corrispondenza, no? C'erano le merci, anche adesso si compra per corrispondenza, ma ormai si sono fatti i furbi, no? Ma una volta le cose erano complicate, non c'era internet, no, eccetera, quindi uno scriveva, no? Dice mi mandi per favore, no, questa merce, no? E il venditore doveva mandare la merce, però lui mandava, ma come faceva a sapere che l'altro pagava, no? E i due contendenti erano chi compra, no? e chi vende. Il venditore dice io sì, quello che posso fare è mandare o non mandare la merce, no? E il compratore a sua volta, no, dice quello che io posso fare è mandare o non mandare il denaro, no? E se uno lo analizza dal punto di vista razionale, no, qui non c'è nemmeno tanto bisogno di usare la teoria dei giochi, che comunque fa la stessa cosa, no? Mettetevi dal punto di vista del compratore, per esempio, no? Ordinate, che ne so, un qualunque bene, no? Un vestito, un mobile, eccetera, no? E poi dovreste pagare, no? E dici, ma scusate, facciamo questo ragionamento. Dunque, io non sono sicuro che quello mi manda la merce, no? Se lui non me la manda, no? Il fatto che io paghi, sono uno scemo, no? Perché ci perdo, no? E la cosa finisce lì.
Ma se lui me la manda, no? Io potrei essere furbo, non pago, no? E ci guadagno ancora di più. No? Quindi comunque l'altro si comporti, no? Che lui mi mandi o non mi mandi le cose che vuole vendere, è meglio che io non paghi. Perché se non me le manda sarei sciocco a pagare, e se me le manda sono furbo a non pagare. No? E quindi il compratore non paga. No? Ma il venditore fa lo stesso ragionamento, no? Il gioco è simmetrico. Dice, ma scusate, questo mi paga o non mi paga? Se non mi paga è inutile che gli mandi la merce perché la perderei. No? E se mi paga invece meglio, no? Mi paga, io lo frego in questo modo. Cioè, in altre parole, no? Il comportamento razionale, no? O meglio, la ragione, ti porta a dire che l'unica cosa che il venditore deve fare è non mandare la merce. E l'unica cosa che il compratore deve fare è non pagare, no? Ma allora la vendita per corrispondenza però va a farsi benedire. No? Cioè, e questo è molto strano, e infatti si chiama dilemma del prigioniero, perché in realtà ti dice a volte il comportamento razionale porta a fare delle cose che non hanno senso. No? Cioè la razionalità e la ragionevolezza sono cose in contrapposizione fra loro. E lì in quel caso non c'è nessun equilibrio, tra l'altro, non esistono equilibri, quindi nessuna massima funzionerebbe. Ho fatto solo esempi di giochi simmetrici, quindi finisco facendo un esempio di gioco asimmetrico, che è un'analisi che è stata fatta del famoso giudizio di Salomone. Vi ricordate che di fronte a Salomone arrivano due madri con un bambino, che ciascuna delle madri dice il bambino è mio, no? Lui deve giudicare chi è, e ad un certo punto una delle madri dice, beh, insomma, se stiamo qui discutendo, no? Tutte e due diciamo che è nostro figlio, taglialo a metà, no? O meglio, forse lui che lo dice, no? Credo, il re saggio, no? Dice, poiché tutte e due dite che è vostro figlio, io lo taglio a metà, ve ne do metà per una. No? E una dice naturalmente no, e l'altro dice sì, no, ovviamente no. E questo è interessante perché quello è l'equilibrio che la razionalità vorrebbe dire. Perché? Perché questo gioco non è simmetrico, le due donne non sono nella stessa posizione nei confronti del bambino. La madre vera ovviamente ha un atteggiamento diverso dalla madre fasulla che voleva semplicemente rubare il figlio a quell'altro. E questi sono solo esempi naturalmente di quello che la teoria dei giochi fa. Oggi è molto più estesa, tanto per cominciare. Non soltanto si interessa di giochi a due, ma si interessa di giochi a tre o più. E il passaggio da 2 a 3 è un grande passo per, come direbbe Neil Armstrong, non un piccolo passo per il giocatore, ma un grande passo per il matematico, perché nel momento in cui ci sono 3 giocatori, le situazioni si complicano perché ci possono essere alleanze. Allora uno può giocare, no? Non sono 3 che giocano uno contro l'altro, ma a volte 2 si possono o tacitamente o esplicitamente coalizzare contro qualcuno. Le complicazioni arrivano dal fatto che le coalizioni possono cambiare nel tempo, ovviamente, no? Quindi sono mobili, instabili, e la teoria dei giochi da 3 giocatori in su è molto più complessa. Infatti gli ultimi premi Nobel sono stati presi in anni seguenti proprio da gente che ha preso questo, che ha studiato questi giochi, uno dei quali è l'israeliano Aumann, che forse qualcuno di voi conosce, che è un tipo molto interessante, no? Così, che ha fatto tra l'altro la tesi su guerra e pace, ma guerra e pace non di Tolstoi, no? Ma proprio le applicazioni della guerra alla guerra e alla pace della teoria dei giochi. E lui sostiene che questo è il motivo per cui il monoteismo funziona, pardon, non il monoteismo, la monogamia, anche il monoteismo, ma la monogamia funziona. Perché in genere il matrimonio, no, è fatto 1 a 1? No? È perché quando si è in 3, no, si comincia, no, è il problema dei 3 corpi, no, come si chiamerebbe in fisica, no, che diventa complicato da gestire. Se qualcuno di voi fosse interessato, per esempio, ci sono stati dei teorici dei giochi, uno in particolare si chiama Steven Brams, che ha scritto un intero libro che si chiama Biblical Games, giochi biblici, in cui lui è un ebreo ovviamente, che si è riletto la Bibbia, il Vecchio Testamento, e l'esempio che ho fatto adesso del
del giudizio di Salomone è uno di quelli, appunto, è andato a vedere nelle situazioni che racconta la Bibbia quali sono i comportamenti che diciamo così, contendenti potevano seguire, e spesso sono quelli che poi sono stati seguiti. Cioè in qualche modo la teoria matematica non è che va per i fatti suoi e si inventa delle cose che poi nessuno avrebbe pensato prima, semplicemente sistematizza in maniera razionale e tecnica, diciamo così, matematica, quello che spesso magari la gente intuisce, no, appunto con la propria intuizione, e che poi mette in pratica anche in casi storici. Bene, io mi fermerei qui per ora, perché se ho ben capito adesso tocca a me mettermi sul lettino, no, e farmi mettere i miti greci, no, così. Quindi vi ringrazio per ora per l'attenzione. Questo era spontaneo. Come? Questo era spontaneo. Ah sì, questo era spontaneo. Questo era spontaneo. Era liberatorio più che spontaneo. Professoressa Cristina Marogna, a lei la parola. Deluderò perché non ho portato balsami, però riprendo alcune questioni con l'idea, restando nel gioco, di rilanciare e vedere se possono generare delle domande. Allora, partendo dall'inizio con Dostoevskij e la questione del gioco e malattia, mi viene da dire che è una malattia antica e cross-culturale, cioè in tante culture diverse, in tanti tempi diversi, c'è sempre stato il gioco e il gioco d'azzardo, che è la tematica di cui stiamo trattando, e nei diversi paesi, nelle diverse epoche cambiano gli strumenti per il gioco, ma le coordinate, gli oggetti, ma le coordinate rimangono le stesse. È anche una questione che ha a che fare con l'attenzione a capire le regole del gioco, è presente nelle diverse culture, nei diversi giochi. Allora quello che penso ci affascini e ci perturba anche è che questa tensione parla di una pulsione alla quale non riusciamo a dare un contenimento. Per dirla un po' con i miei strumenti, spesso i giocatori dicono è più forte di me, non riesco a resistere, come a dire che l'io non riesce a mettere in campo quei meccanismi di difesa che ci proteggono dal gioco stesso. Ed è incredibile questo, perché sappiamo benissimo che nel gioco possiamo anche perdere. Quando si gioca non è detto appunto che si vince, si può anche perdere, e non mi proteggo. Ci sono persone che hanno perso molto giocando, ci sono persone che hanno perso tutto, ma non solo in termini di soldi, ma anche in termini di affetti, di relazione. Dunque, qual è quella parte di me che prende il sopravvento su di me, per cui mi spinge anche, lo possiamo sperimentare tutti semplicemente in un piccolo gratta e vinci, no? C'è comunque quella tensione. Allora mi chiedo quali fantasie si muovono in noi quando abbiamo questa tentazione. Allora anche nel discorso di questa sera abbiamo fatto una scomposizione tra gioco da una parte e d'azzardo nell'altra. Allora possiamo esplorare questi due punti come fossero due pianeti diversi. Il gioco, se stando a quanto abbiamo visto finora e appoggiandoci a Winnicott, è uno spazio potenziale, è quello spazio importantissimo per il bambino ma anche per l'adulto, che ha a che fare con il come se. E il gioco, lo spazio del gioco crea un ambiente, crea una bolla, forse non di accompagnamento ma crea una bolla, dove il mondo reale è messo un po' da parte e dove si può giocare a far finta. Far finta si entra nel mondo del come se, come la questione del giocare con i soldatini. È possibile in quel mondo come se, è fondamentale per il bambino perché in quello spazio può sviluppare delle capacità mentali importantissime, perché può sviluppare l'anticipazione, può immaginare diversi scenari e se stesso nei diversi scenari. Poi però c'è la questione dell'azzardo e allora come la introduciamo, come la inseriamo, come la pensiamo la questione dell'azzardo? Che cosa azzardo? Che cosa sfido? Allora prendiamo un mito, possiamo pensare alla dea bendata, vado a sfidare la fortuna, la dea bendata,
desidero essere baciato dalla fortuna, allora forse la misura con questa dea, con questa possibilità, ha a che fare con il desiderio di poter cambiare il proprio destino. Non lo so, perché se fosse così, quando una persona vince tanto, Dostoevskij anche ci insegna, nella versione negativa, se uno vince tanto potrebbe dire cambio il mio destino, ho vinto, mi fermo lì. E invece di nuovo la tensione mi riprende e di nuovo torno a giocare. Allora di nuovo mi chiedo, qual è quella parte che è più forte di me? Di quale parte di me parla quando non riesco a smettere e a dominare, pur avendo in mente tutte le regole del gioco? L'ultima questione per me interessante che mi ha richiamato la teoria del gioco, che è connessa a quanto ho appena detto, è quanto dice Émile Cioran in Un Apolide metafisico, in cui parla del fallimento e dice che l'esperienza del fallimento è importante perché ci rende persone interessanti. Allora, rispetto alla teoria dei giochi, la questione del fallimento, da che parte è considerata? Da che parte è osservata? Ha un'importanza? Dunque, queste sono domande complicate, naturalmente. Non ci si riesce a sdraiare. No, bisogna stare ben attenti. Ma anzitutto credo che, dunque sono due cose, no, che diceva, perché uno non si riesce a fermare certe volte. Io credo che ci siano anche ovviamente tipi di spiegazioni diverse, no? Per esempio semplicemente psicofisiche, no? Per esempio il livello di adrenalina, no? Che la soglia di adrenalina che ciascuno di noi ha è diversa, no? Gli uni dagli altri. No? E c'è gente invece che per poter arrivare, no? alla sua soglia, quando la soglia è alta, no? Deve rischiare parecchio. No? Ci sono altri invece che si accontentano, no? Molto di meno. Spesso quello che voi magari chiamate appunto, no? Inconscio, no? Cose di questo genere, probabilmente si potrebbe misurare, no? In termini chimici addirittura o perlomeno biologici in questo modo, no? Cioè io tendo un po' a ridurre tutto, no? Forse gli psichiatri sarebbero più d'accordo, no? Che non gli psicanalisti, no? A ridurre tutto alla chimica, no? Non solo del cervello, ma in questo caso anche del cervello e dei nostri sensi, no? Noi facciamo, per esempio, infatti non è un caso che poi spesso ci siano medicine, no? Che curano cose che sembrerebbero essere psicologiche. Anzi, vorrei fare forse una domanda io, no? Cioè, dal vostro punto di vista, no? Voi siete cartesiani nel senso che immaginate che ci sia una differenza, no? fra la materia, diciamo così, del corpo, no? E la mente, oppure siete materialisti e per voi l'inconscio, diciamo, è una forma di materialità che però descrivete in maniera diversa? Io dal mio punto di vista, no, come diciamo così, più tendente, no, alla parte scientifica, sarei dell'idea che ovviamente nel mondo moderno il cartesianesimo è superato, c'è soltanto la materia, però ci sono forme di materia che noi magari conosciamo meno, no, o che descriviamo in maniera più globale, no, e alle quali diamo appunto, no, dei nomi di tipo psicologico, che però poi si possono, volendo, no, cioè, ridurre, no, al contenuto fisico. Ricordo una volta, per esempio, no, io ho insegnato tanti anni nello stato di New York e spesso andavo a trovare Oliver Sacks, no? E lui, per esempio, era uno che era un po' uno di questi che credevano di aver avuto, forse l'aveva anche avuto per davvero, tutte le malattie possibili, no? E ogni volta che ne aveva una scriveva un libro su quella malattia, no? E così. No? Però mi ricordo che ad un certo punto, no, il risultato suo era sempre quello, diceva, perché poi alla fine, no, tutte queste cose che sembrano appunto cose psicologiche devono avere una controparte che poi sta direttamente nella fisica del cervello o del sistema nervoso, no, diciamo. Voi la pensate in questo modo oppure siete così brutalmente, no, per dirla così come domanda, siete dualisti? Cioè la psicanalisi oggi è dualista o è monista e quindi intende l'inconscio come una forma della materia, però di tipo diverso naturalmente, no?
La questione sarebbe tanto ampia, rimanendo contestualizzati al qui e ora alla questione del gioco d'azzardo. La questione è tanto biopsicosociale, perché il gioco d'azzardo ha una ricaduta sia nel corpo sia negli affetti e tanto nella questione sociale. Credo che sia una questione importante in questa prospettiva contestualmente al gioco d'azzardo. Perché il fallimento, ritornando sulla questione che mi interessava, sì. Qual era la seconda cosa? Beh, il fallimento in realtà fallimento è sempre semplicemente il non realizzare gli obiettivi massimi che uno si era posto. Però la teoria dei giochi, come ho detto fin dagli inizi, no, questo lo considera praticamente un obiettivo scontato, cioè realizzare il meglio per tutti i contendenti è impossibile, no? Quindi ci si deve accontentare, no, appunto di evitare il peggio. Quello sarebbe il fallimento, è non riuscire a farlo, oppure non riuscire a vedere che in una determinata situazione, cioè in un determinato gioco, ci sono questi equilibri e ovviamente, come dicevo prima, a volte ci si arriva in maniera intuitiva, nelle storie della Bibbia qualche volta, no, appunto lo si fa, oppure anche in politica, eccetera. Però la cosa interessante è che ormai c'è uno strumento tecnico che ci permette di farlo. È come uno che volesse fare, non so, costruire un aggeggio, no, che dice, beh, lo faccio a occhio, no, così, quando però magari, no, ci sono delle teorie, in quel caso potrebbero essere meccaniche, per esempio, o ingegneristiche, no? Forse è meglio costruire un ponte, no, seguendo le leggi dell'ingegneria, che non farla a occhio e dice, ma speriamo che le cose funzionino. Oggi che la teoria dei giochi ci dà questo strumento, sarebbe bene che soprattutto coloro che poi giocano giochi pericolosi, no, come i politici, che ne tenessero conto. E infatti, come accennavo agli inizi, perlomeno negli Stati Uniti ci sono questi team di consiglieri, i quali poi tra l'altro però, io a volte ho parlato con qualcuno di questi nel passato, no? E uno di questi era stato consigliere, mi ricordo, di Johnson e di Kennedy, quindi negli anni, credo che adesso sarà anche morto perché era già anziano all'epoca quando l'avevo incontrato, no? E mi diceva, ma tutto sommato poi noi abbiamo un potere che i politici forse non sanno che noi abbiamo, perché spesso uno riesce a far fare al politico quello che vuole fargli fare, no? Perché il trucco, dicono, no, è semplicemente questo: tu vuoi fargli fare una cosa, no? Però non glielo puoi dire, no, semplicemente, perché lui ti direbbe no, sono io che decido, no? E allora gli presenti 3 opzioni, no? Quella che tu vuoi fargli fare è quella a metà, no? E poi gliene presenti una, no, da una parte e una dall'altra, e lui spesso, no, non sapendo cosa fare, sceglie la saggia via di mezzo, che è quella che tu volevi fargli fare, e però sta a te riuscire a cucinargli, diciamo così, le opzioni che sono possibili e a presentargliele in una maniera da indirizzarlo poi a scegliere quello che tu volevi che fosse scelto, dandogli l'impressione a lui, no, che è lui che sceglie, no? Quindi questa è una cosa molto pericolosa, perché finisce che quelli che credono magari di comandare poi diventano in realtà poi preda di coloro che li consigliano, no? Infatti non a caso nella storia i grandi consiglieri, no, sono stati i veri facitori di politica, no? Quindi... Di questi meccanismi abbiamo parlato anche rispetto alle manipolazioni a cui le persone sono sottoposte quando sviluppano anche delle dipendenze comportamentali. Professore, in una battuta, la risposta a 2 persone che ci scrivono e che hanno una domanda molto simile, probabilmente sono 2 insegnanti, perché il primo, Giulio, ci dice: a scuola molte volte ci sono insegnanti preparati nelle materie ma poco empatici e comunicativi, cosa dovrebbero fare? E invece Fabrizia richiama quello che lei ha detto rispetto al fatto di utilizzare i giochi anche come modalità didattica. Una battuta veloce rispetto a questo aspetto. La prima è potrebbero cambiare lavoro, perché naturalmente... Cioè... Ha detto la stessa cosa. Ha detto la stessa... Perché il fatto è che, certo, questa è una cosa interessante dal punto di vista psicologico, perché in genere la gente sceglie di fare il lavoro che gli piace fare, no? E non invece il lavoro che è portata a fare. E questa è una cosa interessante, perché spesso quello che ci piace fare non è quello che ci viene meglio, no? E allora noi dovremmo in qualche modo dire: ma io faccio meglio le altre cose, no? E forse dovrei evitare di fare quello che mi piace fare. Non so se c'è il caso degli insegnanti, no? Che dice mi piace insegnare, eccetera. Però il problema è che l'insegnamento è anche quello una tecnica.
È un po' quello che dicevamo adesso, no? Cioè, ci sono spesso delle tecniche di insegnamento, per esempio nel caso della matematica, che è un po' la bestia nera di tanti studenti, da decenni ormai c'è quello che si chiama la didattica della matematica, che spesso però è un po' antiquata pure lei, no? Pure essa, e bisognerebbe certo imparare le tecniche e studiarle, anche se poi gli attori, per esempio, mi dicono la stessa cosa quando uno deve imparare le cose che poi deve recitare, no? A volte vediamo questi attori che sono in grado di recitare, no, cose a memoria, no, così. E ricordo che quando Benigni faceva le sue lezioni su Dante, no? E che a un certo punto aveva questo obiettivo di imparare tutta la Divina Commedia a memoria, no? E una volta gli chiesi, no, gli dissi, però qual è la tecnica che usi, no, per imparare così? E lui mi rispose, no, cioè, in altre parole, perlomeno consciamente o volontariamente, diceva non ho tecnica, lo dico 1000 volte fino a che... Io non sono sicuro che sia così, probabilmente ci sono delle tecniche che sono inconsce anche, magari uno le usa senza esserne pienamente cosciente, no? Perché a volte riuscire a mettersi in testa, no, cose così complicate è un po' difficile, no? Anche se poi lui stesso un'altra volta mi disse una cosa diversa, perché cercavo di convincerlo a venire al Festival di Matematica, lui faceva Dante, no? E a me sarebbe interessato di più Galileo, ovviamente, no? Essendo di un'altra parrocchia, no? E poiché Galileo aveva fatto 2 lezioni sulla forma dell'inferno dantesco alla fine del Cinquecento, prima di diventare scienziato Galileo era un critico letterario, no? Gli avevo detto, ma insomma, vieni al festival, no? ci fai queste lezioni, e fai 15 minuti di improvvisazione, no? E lui seriamente questa volta mi disse, lo sai quanto mi costa fare 15 minuti di improvvisazione? Mi costa 1 mese e mezzo di lavoro. Perché noi anche lì, no, invece al contrario pensiamo che quando arriva un comico, no, che ti fa così, dice hai visto, ha improvvisato, no? Ma io non ho improvvisato nulla, probabilmente sì, aveva una certa libertà del mettere insieme certi moduli in un modo oppure nell'altro, però poi dopo le cose ce l'aveva bene in testa, no? Quindi a volte le tecniche sono inconsce, appunto come dicevo, e a volte bisogna, ce ne sono di quelle coscienti che bisogna imparare, e la didattica purtroppo, ci sono per esempio professori che sanno moltissimo, no? E che sono completamente poco dotati per la matematica. Addirittura ci sono paesi al mondo, non dico i nomi che poi in questi periodi non bisogna farlo, ma in realtà sia negli Stati Uniti che in Russia, ma soprattutto in Russia, i professori universitari, ad esempio, non so quelli delle scuole superiori, ma conoscevo quelli universitari, hanno uno spettro di fronte che possono scegliere, cioè possono fare solo ricerca all'università, no? O solo insegnamento, no? E sta a loro decidere, per esempio, di fare 50% del proprio tempo ricerca, 50% di insegnamento, oppure metterli insieme, no? E in effetti c'è gente che, per esempio, è bravissima a insegnare, no? E magari non ha voglia o non è capace a fare ricerca autonoma, non importa, no? Dovrebbe fare di nuovo, no? Quello che gli riesce bene, e viceversa c'è il bravo ricercatore, quel ricercatore nel senso alto, no? Di colui che fa ricerche originali, che però poi magari è una frana nell'insegnamento. E ciascuno, la nostra scuola non ci permette di fare questo, l'università ovviamente tu devi fare sia la ricerca per fare carriera che l'insegnamento per avere lo stipendio, sono 2 cose praticamente separate fra loro, no? Bisognerebbe essere più malleabili, ma questa era la prima domanda. La seconda era invece... No, questa ho risposto a 2 domande senza saperlo, inconsciamente. La potenza dell'incontro. Era rispetto al fatto che gli insegnanti devono essere empatici e magari anche utilizzare modalità che ricorrono al gioco per la poi didattica. Soprattutto, oltre a ricorrere al gioco, secondo me, ricorrere ai linguaggi dei ragazzi. Perché se uno pretende di parlare con i linguaggi che usavamo noi, per esempio 70 anni fa, ai giovani d'oggi, io sono nato io ormai sono in pensione, quindi non è di me che parlo, no? Però sono nato in un periodo in cui non c'era nemmeno la televisione, no?
Certo che adesso insegnare a questi ragazzi che sono sempre sui social, no? Estremamente digitali, eccetera, però ci sono per esempio in rete dei divulgatori nel campo mio, della matematica per esempio, bravissimi, che usano tutte le potenze di questi mezzi e quelli veramente fanno un lavoro straordinario. E c'è questo fisico che forse avete sentito nominare che si chiama Schettini, no? Sì, che ha un nome tra l'altro stranamente simile a quel capitano, no? È lo stesso, è figlio di quello, no? Non so se li porterà a schiantarsi. Con la fisica non ci è andato molto dritto. Non ci è andato molto così, no? Ma questo qua per esempio sembra che sia un altro, è Barbascura per esempio, lo stesso Barbero che abbiamo citato sopra, ma Barbero è un po' diverso perché è più l'affabulatore classico, no? Diciamo così, parla senza grandi fuochi d'artificio, mentre invece questi altri riescono a usare gli strumenti che usano coloro ai quali ci si rivolgono, quindi è abbastanza naturale, no? Certo, e l'ha fatto anche lei con noi questa sera perché ci ha tenuti inchiodati in questo percorso che ci ha appassionato moltissimo. Noi adesso facciamo una conclusione rispetto anche al fatto che forse la teoria dei giochi di cui ci ha parlato insegna anche ad astenersi dal gioco e quella è l'unica vittoria possibile. Quindi questo ci sembra veramente il contatto più coerente tra quello che lei ci ha raccontato e il festival che questa sera si conclude. Quindi siamo veramente molto grati al professor Di Freddi per questo incontro che ha tenuto. Grazie tantissimo anche alla dottoressa Marogna che è stata qui con noi, che ci ha aiutati ad approfondire e a riflettere. Vorremmo concludere con uno dei tanti apprezzamenti che ci arrivano da internet, che è quello di Rosella da Pesaro, che fra l'altro è intervenuta diverse volte, quindi la ringraziamo insieme a tutte le altre persone che ci hanno scritto. Buonanotte a tutti, festival molto interessante, ma come tutte le cose belle, prima o poi finiscono. Quindi davvero grazie infinite all'ULSEI, agli organizzatori e a tutti per questa bella opportunità. Spero seguano il vostro esempio e la vostra sensibilità altre pubbliche amministrazioni. Allora il complimento ce lo prendiamo volentieri, non tanto per narcisismo, ma soprattutto perché siamo contenti di aver raggiunto le persone. Le ringraziamo perché i contatti sono stati moltissimi e quindi è bello anche concludere veramente con un ringraziamento alle persone in sala, a tutte le personalità che hanno sostenuto questa iniziativa, agli esperti che sono intervenuti, ai nostri ospiti, alle molte persone che hanno rilanciato anche sui propri canali social il festival Cambio Gioco. Naturalmente tutte le registrazioni di tutti gli incontri rimangono ancora gratuitamente a vostra disposizione, non solo quelle di quest'anno ma anche quelle della precedente edizione, sul sito www.cambiogiocoulsei.it, e con questo ringraziamo ancora i nostri ospiti e auguriamo a tutte le persone che ci seguono buona continuazione di serata. ULSEI Euganea vi saluta, arrivederci da Cambio Gioco.